L'Arbuna, Narbona. Il toponimo deriva probabilmente dal termine occitano arbu, ovvero albero, italianizzato in Narbona. Al netto di varie supposizioni, non si hanno certezze sulla data della sua fondazione. Negli archivi è ben documentata la disputa secolare tra Castelmagno e Cellemacra per il godimento dei pascoli sullo spartiacque a monte della Frazione, ma nelle sentenze che si sono susseguite dal 1280 in poi sono citati solo i due comuni. Riferimenti precisi alla borgata si rintracciano per la prima volta nel 1784. Tuttavia, la dicitura L'Arbuna, Narbona, è già presente più di un secolo prima in un documento ecclesiastico relativo alla Confatria Santo Spirito della Ruata Colletto, datato 3 maggio 1670. Edificata su di un pendio ripidissimo, in un vallone severo e spettacolare, mai raggiunta da una strada o dall'elettricità, isolata ogni inverno dalle valanghe che l'assediano, Narbona è comunque stata una delle frazioni più popolose di Castelmagno. Nel 1848 raggiunse l'apice con 154 abitanti. Nel 1951 gli abitanti di Narbona erano 76 e, ad affrontare il terribile inverno del 59-60, rimasero solo 5 famiglie, le quali, vista l'impossibilità di far fronte allo sgombero neve dai sentieri in così pochi, decisero di abbandonarla definitivamente. Attualmente solo un paio di case e la chiesa si sono salvate, ma solamente quest'ultima è visitabile in sicurezza. La Ghisa alla Madonna alla Neu dell'Arbuna, la chiesa della Madonna della Neve di Narbona. Non si hanno dati certi o documenti a testimonianza di quando fu edificata la chiesetta dedicata alla Madonna della Neve di Narbona. Nel suo storico libro, datato 1894, Don Bernardino Galaverna racconta che, secondo i registri ecclesiastici, già nell'anno 1683 nella borgata vivevano stanzialmente ben 9 famiglie. Di conseguenza è ragionevole pensare che la chiesa fosse presente in loco almeno fin dalla metà del 1600. Sempre dai registri ecclesiastici si apprende che nel 1893 la cappella fu oggetto di consistenti lavori di restauro e di opere decorative. Nel 1931, come dimostra la data incisa sul trave portante, tornato alla luce durante i recenti lavori di manutenzione, alla cappella in questione venne aggiunto il porticato antistante. Si giunge così all'anno 1962. L'Arbuna viene abbandonata definitivamente. Smettono di tornarci a passare qualche mese nella bella stagione estiva le ultime famiglie. Così, anche per la chiesetta, inizia la triste usanza delle razzie, del decadimento strutturale dovuto all'incuria e al passare del tempo. Nel 2013 la svolta. Molte travi del tetto oramai marcite hanno ceduto e il peso delle lause minaccia di far crollare a breve il soffitto a botte della chiesa. Nell'autunno del 2014 un gruppo di volontari si mette al lavoro. Inizia così il salvataggio dell'edificio.
Perché tenere in piedi la chiesa di Narbona? Perché è un sentimento. Perché è un sentimento di amore per la cultura della civiltà alpina occitana, un sentimento di rispetto per la storia passata, un sentimento che chiede di mantenere la memoria tramandataci dagli ultimi abitanti di questo luogo impervio ma tanto amato dalla propria comunità, un sentimento di gratitudine per la bello gentetto Larboneto che con sacrificio ed amore ha praticato la resistenza degli ultimi. Narbona è stata assurta a simbolo dello spopolamento delle nostre montagne. Le sue case, costruite con maestria in un delicato equilibrio verticale, sono crollate una ad una, nel silenzio e nell'indifferenza di una società troppo impegnata ad innalzare nuovi muri nella pianura congestionata dal cemento. Lo stesso destino di moltissime altre borgate montane. Il fascino di Narbona è però rimasto nella memoria di chi l'ha conosciuta ancora intatta e di bocca in bocca è arrivato fino a noi. L'ultimo simbolo della sua esistenza è la piccola chiesa intitolata alla Madonna della Neve. Per questo, con caparbietà ed impegno, un gruppo di sognatori dalle mani irrequiete ha fortemente voluto conservare ciò che ancora ne restava. Ora è nuovamente fruibile, consumata dagli insulti del tempo e dalle intemperie, ma ancora capace di offrire al visitatore attento un piccolo spaccato della propria storia. La nostra speranza è che dopo di noi altre mani si prendano cura di questi muri, così fragili ma così importanti nel racconto di ciò che è stato e di ciò che siamo stati. Mac chi sa da inteven sa in tal volanar.